Controlla tra 10 secondi perché già è partita, però giustamente tu lo sai che c'è un po' di ritardo, quindi no, ma comunque questo coso rosso non sbaglia. C'è un buono immenso. Allora te la spiego io la formazione. E non gioca Scrozzo. Scrozzo sta male, ha qualche problema. Puoi controllare. Ok, là. Molto buono. Questo cosa dove sì. Ma che devi fumare un florale?
Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e tifosissimi del Partinica Audace. Siamo qui al campo sportivo di Giardinello per commentare il primo derby storico in questo campo tra Partinica Audace e Giardinellese. Un derby attesissimo, infatti possiamo sentire il colpo di artificio. Sono finiti i giochi d'artificio e quindi è tutto pronto per l'inizio di questo derby tra Partinica Audace e Giardinellese. Andiamo a leggere velocemente le due formazioni, partendo dalla squadra di casa che si schiera con il 4-3-3 disegnato da mister Adragna, ex di questa partita, con Di Piazza, Randazzo, Pellitteri, Di Trapani, Celestra, Bussa, De Luca, Traoré, Randazzo, Landa e Tamburello. La formazione ospite guidata da mister Abenante si schiera a specchio anche per il Partinica Audace 4-3-3, Cascione tra i pali, Viscuso, Maranzano, D'Amico, Filì, Amiri, Scardina, Drago, De Luca, Pulizzi e Butera. Come possiamo vedere c'è un clima davvero derby, è il primo della storia diciamo in questo campo. Le due squadre si sono già affrontate in stagione nel match d'andata al Salvatore Favazza di Terrasini, terminò 3-3, quindi le emozioni sicuramente non mancarono. Adesso è iniziata, no, non è iniziata, più un fischio del direttore di gara. Adesso aspettiamo il vero fischio che darà l'inizio al match. È iniziata adesso la partita tra Partinica Audace e Giardinellese. È stato rispettato un minuto di silenzio. Tanto primo tentativo da parte di Filì a verticalizzare. Una sfida che presenta tantissimi ex, soprattutto nella sponda di Giardinello. Una novità sicuramente alla formazione del Partitica Audace è quella che giocano per la prima volta in stagione De Luca e Butera insieme. Primo tiro proprio da parte di De Luca. Si è sbloccato al suo debutto nell'ultima sfida contro il San Vito, ha trasformato il calcio di rigore che ha permesso al Partitica Audace di concludere la sfida 1-1, la prima del girone d'andata. Tanto proseguono giochi di artificio, tanto Filì a respingere di testa il rinvio lungo di Piazza, quindi rimessa laterale per la Giardinellese, squadra che vive una classifica sicuramente difficile, solo 8 punti totalizzati, intanto fallo di D'Amico. Le due squadre si dividono 8 punti, Giardinello 8, Partitica Audace 16, ne abbiamo parlato anche nel pre-partita, oltre al lancio delle nostre consuete statistiche durante la settimana. Quindi soprattutto per i padroni di casa, per cercare di uscire dalla zona bassa della classifica, è importante vincere questo derby, oltre ad essere anche uno scontro diretto. Sicuramente la prima opportunità della partita per la formazione di Adragna
con questo calcio di punizione a favore. Arbitro, la distanza, la distanza. Sistema con grande attenzione la barriera Antonio Cascione. Di là si sono spostati, la distanza. Pronto? Questo calcio di punizione battuto adesso. O rimbalzo che beffa Cascione, ma viene pescato in fuori gioco. Il gol della Giardinellese. Brivido per il Partinico. Ad un passo dall'1-0 la squadra di Giardinello. Difficile capire cosa sia successo. Cretino, ha preso il portiere, deficiente. Fili torna a muoversi la palla. Maranzano. Fili alza troppo la sfera. Poi Maranzano. Pestone ai danni di Pulizzi. Guardialine, sei un imbecille. Sicuramente non è un grandissimo inizio per la terna arbitrale. Adesso il Partinico Audace prova a tornare a faccersi in avanti con Butera, il tocco di Pulizzi, ancora Butera a cercare Maranzano che è salito tantissimo, prende una posizione molto offensiva, rimessa laterale in zona d'attacco per il Partinico Audace, aspetta un po' Maranzano, cercare la sponda di D'Amico, la palla rimbalza in area di rigore e poi arriva il fischio del direttore di gara, il signor Merlino della sezione di Palermo. I suoi assistenti sono il signor Casise e il signor Biondolillo, tutti e tre provenienti dalla sezione del capoluogo siciliano. Adesso si andrà al rinvio dal fondo con il portiere di Piazza a battere, poi Fili. D'Amico si preannuncia una gara molto sporca, deve uscire Cascione sulla protezione di Capitana Miri, poi Cascione disturbatissimo dalla protezione di Randazzo che ha provato ad offuscare il rinvio dal fondo del portiere ex Aspre Casteldaccio tra le altre. È arrivato questa sessione invernale, il suo debutto con l'Empedoclina. Sponda di Pulizzi, si fatica a palleggiare per il Partinico Audace, azione regolare, contatto dal limite, è andato giù De Luca, ma per il direttore di gara non c'è nulla, poi c'è un fallo ai danni di Scardina, si respira subito un'area da derby anche sul campo, tanto agonismo, gioco sporco, aggressività, si fatica a vedere un'azione continuata. Quindi vediamo questo calcio di punizione in linea con il centrocampo. Invece che sembra partire un po' in salita per il Partinico Audace dopo aver praticamente subito il gol, anche se è stato annullato dal direttore di gara. Poi c'è stata questa opportunità sul recupero palla alto della Giardinellese. Calcio di punizione battuto in mezzo. Prova ad andarci Butera, scivola l'ex Lascari Cefalù e allora Pulizzi deve andare a colpire di testa per evitare che il lancio del difensore della Giardinellese arrivi su. Rimessa laterale per la squadra di casa, palla a cercare Tamburello, poi si lotta a centrocampo, pallone spazzato, regna la confusione, alla fine viene fischiato un fallo in favore della Giardinellese. Questa è una squadra che presenta tanti ex, l'abbiamo già detto. Per esempio c'è Nino Celestra in difesa, è arrivato proprio in questa sessione invernale. Lui vanta un grandissimo percorso a Partinico negli ultimi 11 anni. Ha vestito la casacca nero-verde praticamente per tutto il suo percorso calcistico, solo qualche esperienza
a Trappeto e proprio a Giardinello, ma per il resto sempre nero-verde. Quest'anno è tornato proprio in questa società neopromossa dalla prima categoria. Adesso Cascione a controllare la sfera. Fili va per vie orizzontali da Amiri, aspetta un po' il 5, torna da Fili, si propone Maranzano, c'è anche Butera a ricevere, controlla bene l'11, elude la pressione dell'avversario e allora scambi corti tra i due giocatori che nella scorsa stagione hanno condiviso l'esperienza di Castelbuono. Poi Butera passò al Città di Mistretta, mentre Emanuele Fili conquistò la Coppa di promozione siciliana con la Super Giovane che oggi milita in eccellenza e tra le altre cose dovrà disputare la finale di Coppa del massimo livello regionale. Rimessa Partinico Audace, batte subito Viscuso, richiamato dal direttore di gara. Quindi la rimessa adesso è stata assegnata alla Giardinellese. Richiamato mister Abbenante dal signor Merlino. Arriva anche un giallo per mister Abbenante che ha invitato il direttore di gara a leggere il regolamento. Si è perso un po' di tempo, adesso si può giocare. Colpo di testa di Viscuso, va a lottare con convinzione De Luca, poi è rimasto a terra Randazzo in area di rigore. Non c'è stato nulla per il direttore di gara, si fischia tantissimo e c'è un altro cartellino in mano. L'arbitro sembra che il giallo sia arrivato nei confronti di Pillitteri. Quindi anche per la Giardinellese è arrivato il primo giallo della partita dopo l'ammonizione nei confronti di Riccardo Benante. Calcio di punizione in favore della compagine neroverde che sta faticando a sviluppare il suo gioco, quello che chiaramente Salvatore Favazza di Terracini può essere espresso meglio. Tanto Viscuso al cross in mezzo a cercare Fili a secondo palo, c'era andato molto vicino anche Butera, ma la palla è uscita e quindi si ripartirà da rimessa dal fondo. Se ne occuperà Di Piazza. Molto complicato rifornire il tridente, però pressa subito altissimo il Partinico Audace perché la Giardinellese non butta via la palla e allora giocata diretta da parte di Randazzo, poi si offre tra le linee De Luca, prova ad andare, contrasto pulito da parte di Drago alla sua prima titolare quest'anno. Traoré va in mezzo, allontana D'Amico, torna ad affacciarsi in avanti la squadra di Giardinello in maniera abbastanza fluida. La squadra di Adragna, tecnico ex Partinico Audace, per lui è una salvezza. Nella stagione 2022 in promozione proprio con il Partinico Audace. Poi l'anno scorso, a un certo punto dell'anno, la società neroverde decise di puntare su Bellomo, quest'anno sostituito proprio da Benante, quindi una serie di cambi di guida tecnica hanno contraddistinto le stagioni neroverdi. Tanto il gioco per il momento è interrotto perché Randazzo a terra, giocatore fondamentale per la squadra di casa con i suoi 8 gol. Questo campionato è il capocannoniere della squadra oggi a tinte bianco e nere. Squadra che non vince dal 26 novembre scorso, l'ultimo successo contro il Camarat per 2-1. Poi da lì sono arrivate diverse sconfitte pesanti. Nelle ultime 6, addirittura Giardinellese ha incassato 25 gol, quindi sicuramente si tratta di una fase difensiva da migliorare.
Nel frattempo vediamo questa rimessa laterale, lo stop col petto di Landa, poi il cross in mezzo allontanato da D'Amico che fa valere i suoi centimetri. Poi tentata questa conclusione da parte di Capitan di Trapani, alza un altro campanile la giardinellese, D'Amico risponde con la stazza, va a lavorare De Luca che entra anche lui in partita, Pulizzi poi subito fallo. Oggi utilizzato nel ruolo di mezzala l'ex Realzuttano, che solitamente è stato impiegato nel tridente, per lui uno spezzone, anzi più di uno spezzone, sia contro l'Empedoclina che contro l'Iccarense nel ruolo di centrocampista. Oggi invece dal primo minuto sostituisce Panzeri, che in settimana non è stato benissimo. Anche Scrozzo ha avuto qualche problema, infatti il centrocampo è abbastanza inedito, ne abbiamo parlato in sede di formazione ufficiale con Drago che fiancheggia D'Amico e proprio Pulizzi, giocatore che è stato fermo 1 anno e mezzo, il numero 8, che sta tornando nel calcio da poco, una grande tecnica. Poi spintonata Miri da Randazzo 2 volte, alla fine si è preso il fallo il capitano odierno del Partinico Audace, tanto portapalla Fili, è arrivato fino a centrocampo, poi verticalizza a cercare Butera, troppo largo l'ex Lascari Cefalù e quindi la palla arriva direttamente a Cascione che gioca corto per Fili. D'Amico viene a lavorare questa palla molto basso, poi Maranzano, la pressione della giardinellese chiude molto gli spazi, soprattutto Randazzo, palla intanto per De Luca che lavora bene di sponda per cercare di aprire spazi ai compagni, Scardina va giù, anche lui ritrova la titolarità dopo tantissimo tempo, sicuramente il subentro contro il San Vito, fatto molto bene, l'ex Trapani è convinto che sarà benata da una chance, visto anche le assenze, soprattutto quella di Daniel Longo, giocatore che per somma di ammonizioni oggi non è presente, oltre ad essere il capocannoniere della squadra con 3 centri di stagione, hanno delle grandi qualità tecniche. La palla profonda trova solo Cascione che raccoglie per Amiri, riceve bassissimo, fase di costruzione del Partinico Audace, D'Amico a mettere in difficoltà Viscuso, poi Amiri può aprire da Fili, cerca di lavorare dal basso il Partinico Audace per cercare di eludere la pressione della giardinellese, poi la verticalizzazione proprio dell'ex Casteldaccia, ha provato una sponda, Drago, non è servita a nulla, ancora Pulizzi, prova ad accelerare, subisce il terzo fallo della sua partita e quindi altro calcio di punizione in favore del Partinico Audace, che non riesce però ad avvicinarsi nella 3/4 avversaria, sta facendo una buona fase di non possesso la giardinellese, intanto Butera praticamente da centravanti, subito forse una botta alla testa, si tocca, 37enne, vanta più di 100 gol in promozione, intanto è stato un campanile Amiri, prova a controllarlo Drago, era praticamente impossibile mettere giù questo pallone, era andato anche a terra De Luca della giardinellese, ma si ripartirà da semplice rimessa laterale, giocata subito dalla squadra di casa, palla per Randazzo, non ci può arrivare il 9, Amiri protegge la sfera con lo sguardo e quindi Cascione si occupa di questa rimessa dal fondo. Gioca rapidamente, tanto difensore Nino Celestra che ha messo a stare alti. Una delle caratteristiche di questa squadra è sicuramente il pressing, D'Amico quasi a memoria, alla cieca per il suo avversario di Trapani. Poi fallo di Angelo D'Amico alla sua seconda partita titolare nel ruolo di play dopo aver ricoperto il ruolo di centravanti. Già nella scorsa partita era stato ammonito D'Amico . E quindi secondo giallo consecutivo per lui. Di altra punizione. Abbiamo già perso il conto di quanti falli ambedue le parti ci sono stati. Siamo solo al 16° inoltrato sul cronometro.
e Di Trapani è sul punto di battuta, c'è solo De Luca davanti a lui, quindi probabilmente il cross arriverà in aria, quindi avvisati Cascione e compagni, infatti è proprio così, ma Miri risponde sempre presente, la sponda di De Luca non va a buon fine, poi la palla scorre, Filì, Pulizzi, può andare dall'altra parte, ma il pallone non arriva a Maranzano e quindi opportunità per la Giardinellese, il tiro arriva, Amiri lo para, pronto la conclusione, il nuovo acquisto della Giardinellese Bussa, arrivato dalla Folgore Castelvetrano, sicuramente uno dei colpi più importanti della sessione invernale della squadra di casa, oltre agli innesti di Celestra, ecco Itamai, pronto il corner, partito adesso, colpo di testa di Filia da allontanare, opportunità dal limite che però si spegne ampiamente in tribuna, tentativo audace da parte di Pellitteri, ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Intanto sicuramente vi segnaliamo un impianto sportivo di Giardinello pienissimo, stracolmo, ancora stanno arrivando persone a seguire questo derby, ricordiamo essere il primo storico in questo campo. Infatti, in termini di precedenti queste due società ne hanno solo uno, il match d'andata terminato 3-3. Tanto Amiri si prende un po' di tempo, la palla però gira bene, è arrivata ai piedi di Scardina, e Luca non riesce a pressare, chiama i suoi in avanti, l'ex Marineo, fiore all'occhiello di questo mercato. Tanto Traoré lavora questo pallone, lo gioca all'indietro da Randazzo, poi Di Trapani ancora per Lotto che addirittura in rovesciata ha cercato una palla. Tanto cambiata la palla, scelta del capitano del Partinico Audace, Gaspare Amiri, uno dei migliori in campo contro il San Vitolo Capo. Porta palla a Fili, Maranzano con un po' di difficoltà, il terreno di gioco non aiuta, poi c'è un fallo ancora una volta in favore della Giardinellese, sempre Di Trapani a battere. Fatica ad entrare in partita tutto il Partinico Audace, in termini di proposta ancora si è visto poco o nulla. Intanto occhio a questo cross, è buono per Nino Celestra, la palla rimane dentro l'area di rigore e allora prova a ripartire il Partinico Audace con Scardina, si propone De Luca, l'ex Trapani lo cerca, anticipato però, forse c'era fuori gioco di rientro da parte di Celestra, non segnalato. De Luca, anche lui rientra dal fuorigioco, chiedevano un fallo di mano. Giocatori della squadra di casa, il direttore di gara non è stato d'accordo. Tanto Di Trapani ha provato questa verticalizzazione illuminante per il suo centravanti Randazzo. Gli ultimi 3 gol della Giardinellese li ha segnati lui, a prescindere dal 4-0 rimediato dalla squadra della Dragna sul campo del Casteltermini. Nelle precedenti 2 partite ha siglato 3 gol degli 8 totali, uno importante sicuramente quello in Coppa segnato sul campo del Piana, che poi decise la partita 0-1. Diventa il successo più importante della stagione della Giardinellese, spugnare il campo della capolista, seppur in Coppa è sicuramente un risultato di prestigio. Tanto prova a accelerare Pulizzi dentro l'area di rigore, ci riesce, la palla arriva a rimorchio sui piedi di Drago, che non riesce ad impattare bene con il pallone. La prima occasione della partita del Partinico Audace sui piedi di un partinicese Doc. Lo richiama subito mister Benante, forse voleva un movimento di un altro tipo, ma in questo caso serviva aggiustare la mira. Minuto 21, c'è anche il Partinico Audace in fase offensiva, pronto al rinvio di Piazza, cercare Viscuso,
più che Viscuso chiaramente stava cercando il compagno, ma trova la testa di Viscuso, quindi il lancio di D'Amico più o meno preciso per Scardina, sembra essersi invertito con Butera, classe 2005, tanto palla imprecisa per Maranzano e quindi ripartenza veloce e verticale, tanto Cascione da stopper e poi calcio addirittura in porta. È stato bravo Cascione, ma hanno lavorato male lui e Amiri, hanno rischiato. Invece è ripartita benissimo la Giardinellese in questo caso. I rimbalzi beffano un po' tutte e due le squadre, ma il match è molto equilibrato. Tanto palla a cercare Traoré, Maranzano controlla, Fili e poi si abbassa Pulizzi. Quindi il lancio del 10 a cercare De Luca. Occhio perché la palla arriva al 9. Ne ha due addosso. Pescata ancora in fuorigioco il numero 9, nero-verde. Infatti De Luca va a dire qualcosa al direttore di gara. Ma si gioca. C'è l'estra. Larga il gioco da Pellitteri. Traoré. Subisce fallo da Pulizzi. Se fosse una partita di futsal già ci sarebbero stati tantissimi tiri liberi per i falli fatti da entrambe le squadre. Tanto Viscuso gioca indietro da Cascione, oggi utilizzato come terzino, lui la sua carriera l'ha fatta su quella fascia, poi andando avanti con l'età si è schierato più centrale, una carriera importante Viscuso soprattutto in Serie D con le maglie di Messina e Taranto. Oggi a Partinico dopo un semestre a San Vito, intanto la squadra Benante prova a ripartire velocemente, il direttore di gara non è d'accordo e quindi si riparte con questo calcio di punizione assegnato a centrocampo. Batte D'Amico, anche se per caratteristiche è uno più da andare a saltare, ma evidentemente si giocherà corto. Diciamo che non ha la giocata illuminante nel suo bagaglio tecnico. Ha altre caratteristiche più per fase di interdizione, ma riesce comunque a tornare indietro dal compagno più vicino che è Fili. Amiri porta palla con personalità, prova a scambiare con Butera che regge d'esperienza e prova ad andare via, si prende anche fallo e quindi il calcio di punizione adesso è in posizione più avanzata e più defilata. Vediamo se ne incaricherà Drago o Viscuso, almeno sembra essere proprio l'ex San Vito a voler andare in mezzo, anche se ha un buon colpo di testa. Pronto il 2, tanto nel frattempo costruisce una piccola barriera di piazza, inserendo solo De Luca davanti alla palla. Poi c'è un uomo più distaccato al limite, un po' particolare la costruzione di questa barriera. Viscuso, cross sul secondo palo, ma la palla è più vicina ad andare fuori dall'impianto sportivo che dentro al campo, quindi sicuramente poteva fare meglio il terzino destro. Costruisce la Giardinellese, pressa il Partinico Audace, in particolare con De Luca, che la riesce comunque a recuperare. Scardina prova a tenerla in campo, si gioca, cross in mezzo, Celestra chiude, si era buttata alle spalle Butera. E quindi proiezione offensiva adesso per il Partinico Audace, che cerca di mettere i piedi nella metà campo avversaria, con più costanza. Dopo un inizio già raccontato come difficile. Palla per D'Amico che di testa trova una deviazione. Tanto c'è un problema per un giocatore della Giardinellese. Credo sia rimasto a terra Pellitteri. Ma no, non è Pellitteri perché il 3 è in piedi, quindi ci riserviamo di dire un nome sbagliato. A questa distanza è un po' complicato riconoscere tutti i giocatori. Spero non sia niente di grave. Sono tutti in piedi, quindi
A breve il gioco riprenderà. Sicuramente non è stato un primo tempo pieno di ritmo, tante interruzioni. Corner per il Partinico Audace. Cross sul secondo palo, colpo di testa di Viscuso, coordinazione, deviazione. C'è tanta confusione ed è difficile capire tutto quello che succede. Maranzano fa svirgolare questa palla, la rimessa però forse era del Partinico Audace. Infatti guardalinee e direttore di gara hanno preso una scelta differente, però il signor Merlino fa valere la sua scelta, convinto di quello che ha visto. Ha preferito sostituirsi al suo collaboratore. Il gioco prosegue, duello tra numeri 8, Traoré e Drago, sembra avere la meglio quello nero-verde. Allora D'Amico a cercare in modo un po' sporco sbarazzino Butera, infatti ha avuto difficoltà l'11 a controllare. Maranzano ha pensato alla giocata verticale, poi è arrivato il suggerimento del suo tecnico, quello di giocare la palla, quindi prova ad avanzare col fraseggio il Partinico Audace. Amiri aspetta un movimento, giocata per Butera, la sponda però è per un giocatore della Giardinellese. Randazzo era già scappato, non si capiscono i bianconeri e quindi il Partinico Audace prosegue il suo attacco ragionato. Maranzano chiuso da ben due avversari, allora Di Trapani si propone in avanti, c'è la ripartenza, ma ancora una volta non è efficace. La Giardinellese sta faticando a ripartire, il Partinico Audace deve aggredire questo momento con il tentativo di velocizzare la trama. Per il momento ha preso poco ritmo, tanto possesso per i centrali, poco per gli attaccanti. E allora Fili a cercare Scardina, altro aggancio complicato, non è facile. Di Trapani. D'Amico, liscio pericolosissimo dell'ex Alcamo. Poi Amiri, ancora D'Amico, Fili, Maranzano, lancio lungo per De Luca che fa un grande movimento, ma altrettanto risponde Celestra che lo anticipa. E quindi rimessa laterale in zona d'attacco ancora per la squadra di Benante. Maranzano a cercare D'Amico, sempre posizionato bene, ha provato a coordinarsi, ma la palla è facile per Di Piazza. Aspetta un po' prima di rinviare, poi va a cercare il solito rimbalzo verso Randazzo. Fili aspetta, prima il pallone a terra, poi Scardina scivola. Sicuramente era un inizio semplice per il classe 2005, non favorito dai rifornimenti dei compagni, ma soprattutto dal terreno di gioco. Intanto cross in mezzo che arriva dalle parti di De Luca, che protegge, lavora di sponda, torna ad attaccare la Giardinellese. Drago recupera, ma poi cade. Si continua a giocare con Landa. Al cross. Poi Traoré ha provato a coordinarsi dal limite. Amiri, c'è un giocatore a terra, il Partinico Audace però riparte. La palla per De Luca, palla spazzata, ci sta arrivando Butera, riesce a anticipare, sembrava poter anticipare Di Piazza. E adesso il direttore di gara deve andarsi ad accertare delle condizioni di Landa.
po' di nervosismo dopo che il Partinico Audace non ha buttato fuori la palla quando Landa era finito a terra. Speriamo che il gioco possa riprendere. Il gioco riprende con questo pallone che è tornato a Cascione, poi Fili perde l'attimo, poi gioca da Amiri, il lancio in verticale a cercare De Luca, va a lavorare con Celestra, poi Drago prova a coordinarsi dal limite. Viscuso molto alto, D'Amico deve venire dentro al campo, Scardina, tocco di tamburello per vie orizzontali, Maranzano deve solamente controllare con lo sguardo, poi Scardina prova ad accelerare, ancora il 7 anticipato da Bussa, lavora bene il nuovo giocatore della Giardinellese. Rimessa Maranzano, va a cercare il solito D'Amico, raddoppiato da due avversari, però a commettere il fallo è il giocatore del Partinico Audace. Nel dubbio De Luca l'aveva messa dentro, chiaramente non è regolare. Siamo quasi al 34esimo. Primo tempo che già se n'è quasi andato, ancora la partita non si è sbloccata. Un paio di occasioni per la Giardinellese, una per il Partinico Audace. Questo è il bilancio statistico che possiamo fornirvi in base a quanto visto e prodotto dalle due squadre. Intanto un rinvio che si fa quasi efficace, poi non si capisce bene cosa ha fischiato il direttore di gara, ma comunque in favore del Partinico Audace. Fili, D'Amico, Viscuso, c'è il movimento a tagliare di De Luca, Celestra controlla, sta facendo una grande prova dell'ex, il numero 15, fino a poche settimane fa, capitanissimo del Partinico Audace. Intanto avanza la squadra di Casà, palla al limite per Randazzo, la conclusione del 9, rimpallata, allora la ripartenza del Partinico Audace con Maranzano, si propone Scardita, anticipato da Randazzo, solo due i Randazzo nella Giardinellese. Lancio Fili, la fornisce a Maranzano che batte subito la rimessa. Fili ragiona un po', il lancio per Agostino De Luca che prova a scappare al difensore, vista la strattonata del 9 e quindi calcio di punizione in favore della squadra di Casà. Partita che si sta facendo complicata. Celestra allarga, Butera prova a mantenere la posizione, poi il lancio facile per Amiri che alza un campanile un po' complicato. Traoré a lottare, ancora Lotto, lo pressa Pulizzi, D'Amico per ad uscire in pressione e allora il tocca all'indietro, lavora bene questa azione la Giardinellese, Randazzo prova a girarsi, fallo e calcio di punizione in favore della Giardinellese. Ha fatto una grandissima giocata Randazzo e quindi adesso ha una buonissima opportunità dal limite la Giardinellese.
segnala il numero di giocatori in barriera. Cascione ne chiede 5. La punizione è abbastanza vicina. Pericolo incombe. Andrà Di Trapani a battere. Indicazioni da parte di Cascione. È tutto pronto. Pronto il capitano della Giardinellese che calcia. Facile presa per Antonio Cascione. Prova a far ripartire subito i suoi. Numero 1 nero-verde. Poi Maranzano, Pulizzi, verticalizzazione. La palla era già uscita, Scardina non è riuscito a tenerla in campo. Allora vediamo questa rimessa laterale. Traoré controlla. Raddoppiato da 2 uomini, la rimessa ancora una volta è clamoroso come il direttore di gara e il guardalinee non siano mai d'accordo. Diciamo che è abbastanza imbarazzante vedere una terna arbitrale in disaccordo. Dico, o decide il guardalinee o decide l'arbitro. Questo è abbastanza chiaro. A prescindere dalla scelta che prendono, dovrebbero almeno essere d'accordo per lavorare insieme. Fallo ai danni di De Luca, che si alza e va subito a dire qualcosa al difensore avversario. Subito molto nervoso il 9 dopo aver subito il fallo. A commetterlo dovrebbe essere stato Bussa. Pronto Amiri a battere. Continua il confronto tra De Luca e il signor Merlino, però diciamo che c'è da preoccuparsi più del campo, del gioco, perché al momento il Partinico Audace ha prodotto solo un'occasione. Ed è chiaramente troppo poco. La Giardinellese più di una volta poteva sbloccare la pratica, soprattutto sui calci da fermo. Amiri ha provato un tiro addirittura, situazione da risparmiarsi, era troppo distante. È bello cercare gli Eurogol, ma altri risultati suggeriscono queste giocate sulla 0-0. Meglio approfittare di qualsiasi cosa nel miglior modo possibile. Fili, Randazzo vince il duello, esce sicuro Cascione e va a rinvio secco De Luca, però forse era sul filo del fuorigioco, non per la terna arbitrale, quindi si continua. Scardina va all'1 contro 1, prova ad accelerare il set, ancora Scardina, va al cross in mezzo, va a raccogliersi questa palla di piazza senza particolari patemi. Allora costruisce Di Trapani, la pressione di Pulizzi, Traoré ha subito fischiato il direttore di gara, ce l'aveva ancora il numero 8 della Giardinellese, la palla, quindi poteva tranquillamente dare il vantaggio, ammesso che sia fallo quello. Tanto lancio, chiude Maranzano, la sponda, conclusione da parte di Tamburello Murata. Pulizzi libera, prova ad andare Scardina sulla seconda, sempre l'ex Real Suttano. Non arrivano però rifornimenti per De Luca. E quindi Maranzano a cercare lungolinea il movimento dell'ex Marineo, che applaude l'intenzione del compagno, sta cercando di accelerare. E allora vediamo questa rimessa laterale in favore sempre del Partinico Audace. Fischiato
credo fuori gioco, ma o fallo. Non si è capito bene la scelta del direttore di gara in questo caso. Celestra, vi scuso di testa, l'esperienza è andata a impattare su questa palla. Poi ancora il 2. Sicuramente il signor Merlino è uno dal fischio facile, questo si è capito. Non permette tanti contrasti duri. Tanto occhio a questo lancio alle spalle della difesa del Partinico Audace. Il grande aggancio da parte di De Luca, che poi si coordina per il tiro. Viscuso non riesce a salvarla e quindi Giardinellese che andrà alla bandierina. Tanto il direttore di gara va a richiamare la panchina giardinellese, vuole solo mister Draghi in piedi come da regolamento. Cross in mezzo sul secondo palo dove c'era Di Trapani, duello di testa, allontana il pericolo Drago, poi scardina di testa a cercare Butera. Lotta a centrocampo tra le due squadre, poi De Luca, poi imprecisa la sua palla per Butera. Due minuti da recuperare, però diciamo che ancora non è neanche scattato il 45esimo, vedremo cosa succederà. Allora D'Amico chiude, può far ripartire De Luca, anticipato ancora da Celestre, sta facendo una partita monumentale. Subito palla e conclusione diretta di Butera, che però ha allargato un po' il braccio e ha commesso quindi fallo. Calcio di punizione in favore della Giardinellese. Contatto falloso in attacco di cui è stato protagonista un giocatore che la maglia del Partinico Audace l'ha vestita per 4 volte, compreso questa. Protagonista di quella storica promozione in eccellenza della formazione nero-verde. Gabriele Butera fu capocannoniere dei neroverdi. Tanto Amiri con molta semplicità va da Cascione, va al rinvio a cercare Scardina, ma sono palloni improponibili. Mister Benante voleva la giocata corta. Questi lanci non aiutano gli attaccanti, specie Scardina che è un po' in difficoltà. Tanto Filì, Scardina controlla, anzi Maranzano, scusate. Poi ancora Filì, chiuso da Traoré. Siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio, anche se forse il cronometro del direttore di gara diceva qualcosa in più. Scardina al cross per Butera! Ha provato una rovesciata che l'avrebbe fatto ringiovanire di qualche anno. E su questa grandissima opportunità per il Partinico Audace si chiude un primo tempo equilibratissimo. 0-0 il parziale, vediamo appuntamento alla ripresa e quindi a tra pochissimo. Prova ad approfittarne il giocatore con questa palla in profondità da parte di Sotaro a cercare Stabile che la mette in mezzo. Opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta.
anzi va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantus, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone, avanza Cirone, pallone dentro a cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus, pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, del pallone e 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio da due giovani Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Purgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Fischia parte Cirone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez trova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo da battere Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis, mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, nuovo play del Purgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Purgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissima occasione da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Purgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza.
Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi e i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere, che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnava un bel po' di tempo e adesso se la metto dentro e grazie a lui hanno fatto il
manca sempre meno all'inizio della ripresa tra Partinica Audace e Giardinellese, risultato fermo sullo 0-0, un paio di occasioni per parte, soprattutto la Giardinellese è partita fortissimo, con quel gol poi annullato per posizione irregolare. Qualche opportunità l'ha avuta anche il Partinica Audace, un piccolo tiro di De Luca, poi quell'occasionissima di Drago finita di poco al lato e infine per concludere l'elenco possiamo sicuramente parlare di quella rovesciata di Gabriele Butere che è uscita veramente di pochissimo. Per il resto tanto agonismo, gioco sporco, tanti falli, si è lavorato poco nel senso dello spettacolo, della proposta offensiva. Diciamo che non è una di quelle partite belle da vedere, ma è chiaro che il terreno di gioco in questo senso non aiuta, ma il Partinica Audace, conoscendolo, non si arrenderà e cercherà a tutti i costi di portare a casa l'intera posta in palio, che per gli obiettivi della classifica è fondamentale. Chiede se tutto ok il direttore di gara Merlino della sezione di Palermo e dà al via alle danze di questa ripresa tra Giardinellese e Partinica Audace, con Celestra che va subito al lancio, l'anticipo di Viscuso, poi la sponda di D'Amico, sta uomo Miri, ma Randazzo riesce a deludere la pressione dell'avversario, pescato in fuorigioco il De Luca della Giardinellese. Maranzano porta palla in verticale a cercare Scardina che mette giù, prova a rientrare Scardina, stavolta la giocata gli riesce, cerca Butera di testa alla sponda per De Luca, allontana il pericolo Celestra, comincia a lavorare il tridente dopo un primo tempo complicato, subito dopo pochissimi istanti. Scardina crossa, Butera sponda, tanto erroraccio di Amiri, palla in mezzo, è quasi gol, possiamo dire così, di Landa, la porta era vuota, ma che regalo di Gaspari Amiri. Qui il capitano del Partinico Audace la stava per combinare grossa. E adesso continua l'assalto della Giardinellese che ha risposto al potenziale pericolo creato dal Partinico. Ricordiamo che per il reparto offensivo qualche soluzione in panchina ce l'ha il Partinico. C'è Panzeri a centrocampo, insieme a Scrozzo, e c'è anche il giovane Cristian Longo, altro gioiellino del settore giovanile. Chiaro che le condizioni di Panzeri Longo, anzi le condizioni di Panzeri e Scrozzo non sono ottimali. Proprio quest'ultimo, se non lo confondiamo, si è appena alzato per riscaldarsi, sembra proprio lui. Tanto il Partinica Audace attacca con Drago che sbaglia il passaggio, sicuramente è lui il principale indiziato per la sostituzione, visto che ha lo stesso ruolo di Scrozzo, ma anche, occhio anche ad Amico e Pulizzi in zona nevralgica. Tanto il lancio un po' così di Filì, il tocco col petto di Pulizzi, Drago ancora, addirittura circondato da tre avversari, di Trapani anticipato, poi il lancio di Traoré a cercare Randazzo, è scappato a Filì, chiude bene Amiri, poi allontana Maranzano, De Luca mette giù col petto, quasi se ne porta via tre e alla fine guadagna calcio di punizione. Maranzano, Scardina, può puntare alla porta, ancora Scardina, prova il tacco addirittura spintonato, ma solo rimessa laterale per la Giardinellese. Sembra entrato meglio il numero 7 nero-verde dopo un primo tempo difficilissimo. Traoré. La palla è uscita ampiamente e quindi rimessa laterale. Sembra essersi quasi accorciato il campo. Maranzano, c'è il movimento di Drago, ha cercato direttamente De Luca, poi Pulizzi di testa, ancora il 9 che mette giù col petto, poi torna all'indietro da D'Amico, ma si innesca il contropiede della Giardinellese, non c'è fallo tra Randazzo e Filì, alza un campanile Scardina, tanto Drago prova questa conclusione.
Uno si abbassa e uno rimane. Lavoriamo tutti e due, qua. Pronto al rinvio di piazza. Arriva questo lancio intercettato da Fili, poi Scardina, vi scuso non legge bene l'anticipo, ma poi risolve tutto in un secondo momento. La rimessa del Partinico Audace, se guarda lì ci metto un po' prima di segnalare, perché a questo punto arbitra solo il signor Merlino. Tanto De Luca ha preso un colpo in testa, in questo caso dovrebbe essere discrezione dell'arbitro interrompere il gioco. D'Amico, Scardina, si propone De Luca, servito il 9, prova a girarsi, ancora De Luca, servire a Butera e si era posizionato quasi al suo posto. Ancora De Luca, il tocco delicato di Drago, poi il tiro di De Luca, Murato, deve accorciare il campo il Partinico. Traoré esce con eleganza, anticipato D'Amico, il lancio facile per Cascione, sta cominciando a premere il Partinico Audace, ci vuole anche un po' di fortuna. E adesso Fili a portare palla, allarga da Maranzano, Fili ancora sulla linea di centrocampo a provare a premiare il movimento di De Luca, sulla seconda Butera, De Luca fuori gioco e palla fuori. Ad un passo all'1-0 il Partinico Audace, ma era tutto fermo. Ma sono segnali di crescita questi, perché nel primo tempo di queste azioni se ne è viste praticamente pochissime. Vediamo se continuerà in costanza, in crescendo il Partinico Audace. Intanto D'Amico ancora in verticale, la squadra di Benante. Poi Drago, addirittura col tacco ci ha provato Scardina ad inseguire il set avversario. Duello tra i numeri 7, lo vince il nero-verde. Scardina in verticale da Butera, premiato De Luca, ci può arrivare Gabriele Butera che va a duellare col fisico e poi riesce a guadagnarsi rimessa laterale sfruttando tutta la sua esperienza. Se ne incarica Maranzano, c'è sempre questa cosa un po' particolare che il numero 3 si occupa di tutte le rimesse laterali in entrambe le fasce. Va Maranzano, da amico di testa, un po' strattonato in aria, ma è troppo leggero il contatto per pensare a un calcio di rigore. Tanto sta intensificando il riscaldamento Alessandro Scrozzo. La pressione forsennata del Partinico Audace che non dà respiro allo sviluppo della trama della Giardinellese. Allora D'Amico che ha compiti subito di verticalizzazione, la palla è buona per Butera, prova a servire Drago che si era inserito, continua a forzare in avanti la squadra di Benante, poi Scardina a pressare, Pulizzi, fallo, respira la Giardinellese. Di Trapani fa un regalo a Scardina che recupera bene la palla ma non c'ha sostegno, ancora Scardina, fischiato a fallo. È pronto Scrozzo a fare il suo ingresso in campo, non è stato benissimo settimana, mentre era ugualmente, credo esca Drago, che per essere un ritorno al primo minuto già ha fatto il finale con l'Empedoclina, poi panchina in tutta la partita col San Vito. Oggi ha giocato 52 minuti, sicuramente un buon rientro per il numero 8 del Partinico Audace. Adesso entra l'esperienza di Scrozzo, Partinico praticamente da una vita. Sicuramente
andrà a occupare il ruolo di mezzala, non cambierà nulla per quanto concerne la zona nevralgica. Tanto Celestra forse segnala che c'è bisogno di cambiare il pallone, quindi lo mette in tribuna. Così. Sì, in effetti ha ragione Amiri, sarebbe meglio accelerare queste situazioni, altrimenti la partita va via. E allora Celestra, cercare una palla alle spalle della linea difensiva, protegge bene il capitano del Partinico Audace, intanto è partito De Luca, da posizione molto defilata e lavora in grande stile. Bussa ha riuscito a coprire bene, poi D'Amico con un po' di disordine non è riuscito a tenerla in campo. Tanto si alza dalla panchina anche Cristian Longo, uno che può sicuramente accendere la partita, classe 2005 della Juniores, ma nel frattempo il Partinico Audace avanza. Grande trama, la sponda di Butera per Pulizzi, si propone Maranzano, ma il rifornimento giusto al 3 non è arrivato e allora deve accorciare il campo con Fili che aggredisce altissimo e forse è meglio tenere il pericolo lì che concedere una ripartenza dopo aver costruito una grande azione. Qualcosa di meglio sta venendo fuori dai piedi neroverdi, ma non a tal punto da essere incisivi. Fatto Viscuso di testa per Cascione. Viscuso a cercare direttamente il laccio per il subentrato Scrozzo. Poi D'Amico va direttamente da Butera che controlla non benissimo. Gli dà una mano Scrozzo, subisce fallo. E quindi calcio di punizione. Se ne occupa Viscuso della battuta. Batte Viscuso, sicuramente andrà alla ricerca del secondo palo. Nel frattempo è stato ammonito Landa. Uno che a Partinico ci ha giocato la stagione 2021-2022 con Adragna. Giocatore che tra l'altro ha un'esperienza anche nel futsal molto recente con l'Alcamo. Tra la C2 e la C1. Poi ha deciso di tornare quest'anno a Giardinello nel calcio a 11. Ha appena rimediato un giallo. Viscuso, cross interessante per la testa di De Luca, per Butera! Palla alta sopra la traversa. Si rialza il numero 11, tutto ok, per fortuna. Ma il problema è che queste opportunità il Partinico Audace sembra non potersi permettere di sbagliarle. La partita è molto complicata. Tanto bel gesto, è un bambino a rimettere il pallone in campo. Dicevamo proprio questo, che la partita è così complicata che è proprio un rammarico enorme sbagliare queste occasioni sotto porta. Intanto D'Amico va a disturbare Scrozzo e i due sono compagni. Poi commette fallo Viscuso su De Luca e quindi calcio di punizione già battuto alla Giardinellese. Esce bene però Maranzano, poi anticipato in un secondo momento da Randazzo. Palla per Traoré adesso, allontana il pericolo Fili. Pulizzi per vie centrali, c'è tanto traffico ma lui riesce a deluderlo e allora Pulizzi, rimpallo, Scrozzo ad aprire per Butera, la palla rimbalza, deve proteggere il difensore della Giardinellese, ma la buona notizia è che il Partinico Audace può andare subito a pressare da questa situazione. Palla di Randazzo, Pulizzi di testa, Butera non ci arriva, poi alza il campanile, Bussa, colpo di testa di Fili, la palla fatica a restare a terra, Celestra anticipa De Luca, D'Amico in qualche modo troppo sporche le scelte del 4 che ricordiamo essere ammonito e che quindi rischia di lasciare in 10 i suoi compagni. Fallo evitabilissimo, quello del mediano del Partinico Audace. Intanto si affaccia in avanti la Giardinellese con Tamburello
che può andare al cross, mette il piede quanto basta Fili. E quindi corner in favore della Giardinellese. Corner che parte adesso sul secondo palo, allontana il pericolo alla difesa del Partinico Audace. La palla è uscita e la rimessa è nero-verde. Cosa molto divertente che dopo che il direttore di gara indica una rimessa arriva anche la scelta del guardalinee dopo un primo tempo confuso. Forse hanno preferito così. Tanto contatto falloso ai danni di Landa. Quindi altra punizione pericolosa per la Giardinellese, poi arriva addirittura una spinta di Trapani per Scrozzo, anzi no, ci correggiamo, la punizione è per il Partinico Audace. Viscuso a cercare Butera che di sponda, De Luca era troppo defilato. La pressione del Partinico Audace. Chiude tutto Pulizzi, deve tornare indietro da Maranzano, nel traffico anche il 3. Poi Fili controlla non benissimo, riesce comunque a cercare le punte, ma non a trovarle. Sì, adesso possiamo dire che il Partinico Audace si sta schierando con una sorta di attacco a 2. Con Pulizzi e Scardina a centrocampo. Un po' particolare l'assetto. Perché Butera è molto centrale. Adesso De Luca a pressare la palla di Celestra. Forse c'era un contatto falloso, ma la Giardinese ha la palla. Poi Pulizzi a lottare. Traoré a cercare di ripulire la giocata. È bravo Pulizzi a crederci. E guadagna anche rimessa laterale in zona d'attacco. Pronto Maranzano. D'Amico a cercare Butera. Pronto Viscuso. Che effettua una giocata assurda. Però permette ancora una volta a Partinico Audace di venire in pressione così alto. La Giardinellese può farsi male da lì. Infatti Scrozzo recupera, prova addirittura un tiro, cerca di tenerla in gioco il numero 2 della Giardinellese, ma credo che si andrà alla bandierina. C'è da capire cosa ha detto il direttore di gara. Forse è rimessa proprio al limite, proprio con la bandierina, infatti non è corner. Palla in mezzo per D'Amico, pallone allontanato, e allora Scrozzo deve chiudere il contropiede della Giardinellese. Poi Randazzo scappa via, Fili è sicuramente il giocatore più attenzionale, ma poi Pulizzi fa tutti i ruoli. Infatti recupera palla e tenta subito un dribbling, forse esagera perché commette fallo, quindi Giardinellese che torna ad amministrare la palla nella metà campo avversaria. Abbiamo già superato l'ora di gioco e il risultato è fermo ancora sullo 0-0. Tanto di Trapani fischiato un po' di ritardo addirittura. Fischia di nuovo. Sì, c'è un po' di confusione. Tanto c'è un cartellino in mano, signor Marlino, che va a morire un componente della panchina della Giardinellese.
ci dice che sono tutti caravaggio che capisci sto Tanto protesta tantissimo. Tecnica Dragna nei confronti del commissario di campo. De Luca. Filì un po' strattonato da Randazzo, però qui il direttore di gara ne ha fischiati a decine di falli. Mamma mia. Randazzo prova del cross, ancora Giardinellese che si propone in avanti, ma il campo è finito e la rimessa è del Partinico Audace. Butera controlla, gioca di sponda per Maranzano, il lancio per De Luca che di testa non è riuscito a servire un compagno, Scardina era completamente dall'altra parte. La pressione del Partinico Audace funziona perché la Giardinellese ha buttato la palla fuori. E allora Viscuso, D'Amico alza questo pallone per De Luca, protegge col petto, fallonetto da parte di Bussa e quindi calcio di punizione dal limite per il Partinico Audace. Aveva provato a giocarla subito per Butera De Luca, poi furbamente la Giardinellese ha evitato questo. Capitano! 5 ragazzi! Ci sono ben 2 uomini sul punto di battuta, uno è De Luca e l'altro è Viscuso. Nell'ultima partita contro il Giardinellese fu Pirrotto a segnare di punizione al Salvatore Favazza di Terrasini alla seconda giornata di campionato. Sembra voler andare Viscuso. Sono 4+1 in barriera, possiamo dire così. Parte Viscuso e la palla entra! E il Partinico Audace va in vantaggio e sblocca una pratica complicatissima. Carmelo Viscuso che approfitta l'errore di Piazza che si mette la palla in porta da solo. E quindi 1-0 Partinico Audace al minuto 67 su punizione. Il Giardinellese ha fatto una grande partita all'altezza del derby, quindi sicuramente non sarebbe stato facile sbloccarla. In qualche modo è arrivato. E adesso mister Abenante, no, non è mister Abenante che prepara un cambio, bensì Adragna. Esce Tamburello. Il Partinico Audace deve insistere. Chiaramente il Giardinellese potrebbe essere un po' demoralizzata dall'errore del suo portiere. È uscito Tamburello, è entrato Ciacio, uno dei nuovi acquisti di questa sessione invernale, un centrocampista sicuramente d'esperienza. Però subito la Giardinellese prova a riproporsi in avanti. Rimessa Partinico Audace, minuto 68. Colpo di testa di Pulizia a cercare De Luca. Celestra ci mette il piede, ma occhio alla pressione di Scardina. Ci arriva invece Scrozzo che va per vie orizzontali. Ragiona un po' palla al piede il 14, ma poi è troppo lezioso. Innesca il contropiede di Randazzo. È bravo Filì in maniera esperta a commettere fallo, a prendersi un giallo.
fallo tattico che merita sicuramente una sanzione per evitare ha interrotto una chiara occasione da gol. Randazzo si sarebbe involato verso la porta. Meglio perdere il non essere falloso, il non essere sanzionato, che rischiare di prendere un gol dopo l'1-0 che è arrivato con grossa fatica e in maniera fortunosa. È chiaro che la partita non è finita e soprattutto c'è tanto da migliorare. Tanto di Trapani, la palla arriva a Cascione che in 2 tempi la fa sua. Un po' di brivido per l'ex Casteldaccia. Forse se l'è vista rimbalzare davanti. Intanto si mette giù l'ex Celestra. Quindi questo permette a qualcuno di rinfrescarsi, come in questo caso Maranzano ne approfitta per bere. Celestra che sembra accusare un problema, non si capisce da qui di quale natura. Per fortuna si rialza e quindi il gioco riprenderà a brevissimo, minuto 70 sul cronometro. Sicuramente ci sarà qualcosa da recuperare perché comunque ci sono state tantissime interruzioni tra sostituzioni e gioco fermo. Un gol toglie anche qualcosina. 20 alla fine, più quello che deciderà il direttore di gara. Intanto il rinvio di Cascione che arriva sulla testa di De Luca. Scrozzo si butta con determinazione. La stessa scelta la fa Maranzano. Partinico audace che non deve assolutamente abbandonare il suo stile propositivo anche con l'1-0, perché portarsi le partite al limite non è mai una buona cosa. Intanto la palla per De Luca, ma Celestra sta facendo una grande partita. Maranzano un po' fortunata qui la difesa della Giardinellese che comunque non spazza, e allora Pulizzi, sempre giocate offensive le sue, è stato bravo a prendersi questa rimessa laterale. E allora Maranzano pronto ad andare con le mani direttamente sulla testa di De Luca, la sponda di testa e stava per farla nuovamente grossa di piazza. Ad un passo dal 2-0 Agostino De Luca con questo colpo di testa. Pulizzi alla cieca per De Luca, stessa giocata per Butera, ma non è precisa. Poi Butera ci mette un piede, ma è un regalo quasi per Landa. Commette fallo d'amico e deve stare attento perché è ammonito. Questa cosa dovrebbe anche tenerla in considerazione Mister Benante, visto che si sta rivelando un po' falloso il 4. Questo è anche figlio del suo tanto sacrificio, il suo tanto impegno che ci mette nella partita. Si ripartirà con Cascione al rinvio. Cambia qualcosa Mister Abenante perché esce Butera, entra Cusumano, quindi cambio invertito rispetto alla prima partita, quella con l'San Vito, quando fu uscire proprio il numero 2. Oggi con la casacca 16 ed entrò Butera, la partita da lì cambiò con il cambio d'assetto. Adesso Viscuso scivolerà a centrale, sembra adesso andare verso un 3-5-2 con D'Amico, Scrozzo e Pulizzi, punta e Scardina e De Luca. Tanto Randazzo lavora col petto. Sicuramente Mister Abenante ha riconosciuto le insidie che può preservare questo tipo di partita, dove proporre un certo tipo di gioco è stato, se non impossibile, quasi.
Quindi a questo punto cercare di portarla a casa con maggiore solidità, oltre ad affidarsi alla grande spinta propulsiva di Cusumano, che se sta bene è un grandissimo giocatore su quella fascia. Tanto gioca proprio sulla linea la giardinellese. Poi il colpo di testa da parte di Traoré, Randazzo fa sempre un grandissimo lavoro senza palla. Poi fischiato un fallo un po' discutibile, quindi calcio di punizione per la giardinellese. Siamo giunti al 75esimo. Prosegue il riscaldamento di Longo in fase di stretching. Ricordiamo che Cristian Longo, Daniel, come sappiamo, non è indistinta per squalifica. Intanto è buona la palla per De Luca che va a mettere pressione a Bussa. Ma il 6, proveniente dal Folgore Castelvetrano, mette molta eleganza. Intanto Scrozzo scardina di testa la sponda per Maranzano che prova addirittura un tiro da lì. Forse però ha pensato bene di poter sorprendere il portiere avversario. Tanto D'Amico stavolta in maniera non fallosa, il fallo forse l'ha subito lui, però viene fischiato qualcosa alla giardinellese. Intanto Scrozzo ha provato un sombrero, però c'è da stare attenti perché i falli di D'Amico stanno diventando tantissimi, anche se le soluzioni panchina a parte Panzeri sono poche. Ci sarebbe anche Anselmo. Scrozzo, scambio veloce con Pulizzi che prova a imbucare De Luca sulla seconda. Arriva Celestra che allontana. Fili deve stare molto attento di testa per Maranzano. Poi D'Amico, metterci la zampata. Scardina, forse si è aiutato con la mano. Strettonato Traoré. Il direttore di gara l'ha visto e quindi calcio di punizione. Tanto con un po' di difficoltà la giardinellese ad uscire. Cusumano non se l'è sentita di cambiare completamente fronte, però Scrozzo verticalizzare per De Luca, si infuria l'ex Marineo. Era la sua palla questa per decidere il match. Tanto questo lancio facile per Cascione, grande protezione da parte di Amiri, predica calma l'ex Aspra. Prosegue a scaldarsi Cristian Longo dopo una fase di stretching. Tanto un lancio intercettato. Poi D'Amico per De Luca. Non è facile metterla giù, ma lui la ripulisce. Per Scrozzo che va a servire a Cusumano che si era inserito. Poi D'Amico addirittura col destro. Provato a coordinarsi. Questo tipo di coordinazione. Fallo con le mani. E ogni volta che gli viene fischiata qualcosa c'è da mettersi le mani nei capelli. Tanto Fili esce a uomo su Randazzo, va pressato forte. Uno che è stato capocannoniere a giardinellese l'anno scorso in prima categoria. Formazione che vinse i playoff per accedere in promozione. Poi De Luca, bella sponda. Infatti De Luca gli dice proprio questo Scardina: se esco io vai tu in profondità. Adesso partecipa alla costruzione anche di piazza. Scardina prova subito a distruggere l'azione, intanto Viscuso, autore del gol dell'1-0 preziosissimo. Poi Cascione fa un'impresa che era quella di tenerla dentro l'area di rigore. Esce il corpo, la palla sembra essere rimasta dentro l'area di rigore. Ma il brivido è stato grande. Proprio al limite questa situazione. Poi Scardina, per via orizzontali da Scrozzo, apre tutto da Cusumano, sembra funzionare meglio la squadra col 3-5-2 e allora Cusumano prova ad andare da un quinto all'altro, ma Maranzano era da tutt'altra parte e Scardina è scivolato. Maranzano a pressare altissimo, chiude la linea di passaggio Pulizzi e rimessa laterale in favore del Partinico Audace, che a 12 dalla fine continua ad attaccare. Va a mettere centimetri in aria D'Amico. Cercato praticamente nessuno. Pulizzi cerca sempre di ripulire con eleganza. Cercato Scrozzo. Accompagna anche Cusumano.
potrà solo pressare adesso il Partinico Audace perché la rimessa per la Giardinellese. Cusumano fa un grandissimo recupero, c'è De Luca in aria, grande aggancio, De Luca, palo! E poi Scardina! Raddoppia il parziale, l'abbraccio se lo prende De Luca con Cusumano, ma è il 2-0 di Scardina, classe 2005, che torna a segnare. Ed è un gol importantissimo il suo, perché chiude probabilmente la partita. Raddoppiato il parziale ed è pronto anche un cambio. Aggiorniamo il risultato. Adesso la partita sembra andare in cassaforte, ma occhio perché l'andata terminò 3-3 dopo che il Partinico Audace era andato avanti di 3-1. Vediamo, a quanto pare esce proprio Scardina, l'autore del gol. Entra Cristian Longo. Subito pressione forte di Cristian Longo, appena entrato a fare la guerra sicuramente, come gli avrà chiesto mister Benantè. Il ragazzo della Juniores va gestito, coccolato e soprattutto aspettato, perché ha grande tecnica. Adesso sicuramente la Giardinellese cercherà di mettere più agonismo possibile per cercare di restare in partita, ma a 10 dalla fine. Il palo colpito da De Luca e il gol di Scardina sembrano aver edificato più di un qualcosa per questi 3 punti. Occhio a questa palla dal limite in cui Scrozza ha tanta libertà. Allora Cusumano, il suo ingresso ha funzionato benissimo, ha provato un tiro, bastava ripetere la stessa situazione. Guardate De Luca quanto è solo al centro dell'area, infatti il 9 non ha apprezzato in eguale maniera la giocata di Cusumano, che comunque ha dato tanto dal suo ingresso in campo. Suo il pallone per De Luca, che poi ha colpito il palo. Scardina ha fatto il resto, la pressione di Maranzano, ma non riesce a tenerla in campo. Cusumano accelera, ha il motorino su quella corsia, prova ad andare ed ancora una volta dall'altra parte. È la stessa giocata che ha fatto un po' di minuti fa quando Maranzano non è salito. Infatti il Serabenante lo richiama, dice cerca De Luca. Tanto Pulizzi pensa al tiro e poi Di Piazza ci mette la mano, anche se la palla sarebbe uscita. Corner per il Partinico Audace. Cross in area per la testa di De Luca, alza solo un campanile, ci sono 2 maglie bianconere, 0 nero-verdi. E la riparte a Giardinellese, beffato Cusumano e quindi c'è il contropiede. Cusumano intercetta, aiutato da Maranzano che era posizionato dall'altra parte. Poi Cusumano si prende un fallo e poi addirittura Randazzo gli frena addosso, non si capisce se è volontariamente o meno. Fatto sta che è calcio di punizione per il Partinico Audace. Mister Benante chiama Cusumano a rialzarsi. Se ne incarica Viscuso, che va col destro a cercare la testa di De Luca. Trova una sponda per Longo. Tanto prova a ripartire la Giardinellese con Traoré che allarga.
Va a chiudere D'Amico, prezioso in fase di non possesso. Fili. Lancio per De Luca, chiude Celestra. Ben posizionato. Poi Longo, messo giù. Fallo, calcio di punizione ai suoi danni. Trattato bene, anche lui. Passato dal Trapani Juniores. Tanto mi sa che è stato espulso mister Adragna, quindi nel match dell'ex rimedia un cartellino rosso, protagonista di una salvezza al Partinico Audace nella stagione 2021-2022. Tanti dei giocatori della Giardinellese erano con lui. Tanto parte il cross, blocca Di Piazza, uno di questi protagonisti di quella stagione era sicuramente capitano di Trapani, ha vissuto ben 12 stagioni a Partinico. Solo l'anno scorso ha deciso di sposare il progetto Giardinello, che ha permesso a questa piccola realtà di vincere i playoff di prima categoria e salire in promozione. Società con un percorso molto particolare, perché nella stagione 2018-2019 ci fu il secondo posto in seconda categoria che poi permise la vittoria in finale playoff contro il Real Casale. Poi la prima categoria da neopromossa nella stagione 19-20, poi interrotta anche dal Covid, permise al club di Giardinello di salvarsi. 2021, come tutti sappiamo, il calcio si fermò. 21-22 invece, prima categoria, Giardinello ultimo, perse i play-out, ma venne ripescato. Quindi una storia molto particolare che ha cambiato diversi dettagli, cambiata per diversi dettagli, nel senso che se non ci fosse stato il ripescaggio oggi sicuramente non staremmo parlando di promozione per una società che l'anno scorso appunto ha vinto i playoff per essere qui oggi a cercare di mantenere la categoria nonostante gli 8 punti. Tanto Cusumano con un po' di difficoltà, poi De Luca, scrozzo un po' strattonato, mi è sembrato così. Fallo. Tanto c'è un giocatore alla Giardinellese che non ce la fa, vuole obbligatoriamente il cambio, infatti amministra il gioco alla Giardinellese mentre il Partinico Audace pressa. Cusumano mette un piede prezioso, ma Screzzo non è riuscito a ripartire. Porta Randazzo, lotta, Viscuso chiude, va col destro a cercare De Luca, Celestra con un po' di difficoltà. La Giardinellese continua a stare in 10, sarebbe meglio per i bianconeri mettere la palla fuori. Landa, la pressione di Maranzano, c'ha spazio per avanzare, Ciaccio verticalizza, allontana Maranzano, lo stesso fa D'Amico e allora De Luca pressa, Celestra gioca. Randazzo da posizione molto defilata, spintonato da Cusumano, poi Amiri, lancia, se la vuole prendere Cascione questa palla. Tanto altri due ragazzi si stanno scaldando nella panchina del Partinico Audace. Vedremo se ci saranno altri cambi nel finale. Intanto prova ad accendersi Cristian Longo che salta l'avversario con un sombrero. Ancora Longo, c'è De Luca in aria. Poi Di Piazza intanto De Luca se lo vorrebbe mangiare con gli occhi al suo compagno.
stato bravo Longo, però se tanto sostituzioni, casa Giardinello, Trapolizzi come numero 14. È stato bravissimo Longo, adesso De Luca affamato di gol. Forse ha commesso fallo, vi scuso, non per il direttore di gara, allora ha cercato in verticale De Luca, chiude Celestra. D'Amico cerca direttamente De Luca, protegge bene, fermato al direttore di gara. Forse c'è stata una leggera strattonata, ma... Altra spinta di D'Amico. Deve cercare di mantenere la porta inviolata e partire di Caudace in questo finale per evitare potenziali beffe. Intanto Scrozzo aggredito, punizione. Già il 90esimo è stato superato, cioè capire se ci sarà recupero. No, possibile non pensarlo. Scrozzo, Cusumano, chiama il cross De Luca, ci prova, allora De Luca di testa. Fischia tantissimo questo direttore di gara, anche le cose più banali. Pazzesco. Maranzano beffato da Landa, ma il 3 ci crede di più. Altro fallo. E addirittura viene mandato a quel paese da Landa. C'è da capire quanto è il recupero. Tanto con eleganza, Viscuso la tiene in campo, ma poi forse eccede e regala il pallone all'avversario. Quindi De Luca prova ad andare, Viscuso gli sta aggrappato e alla fine si ripartirà da calcio d'angolo per la Giardinellese. Cross in mezzo, pallone allontanato da Pulizzi, conclusione dal limite, serie di rimpalli e poi Filli la mette fuori dall'impianto sportivo. Cross in mezzo, occhio perché la Giardinellese vuole almeno riaprirla, ma non ci riesce. Pronto al rinvio Cascione. Cascione a cercare il rinvio verso Longo, ma Longo prova a passare in mezzo a due avversari, la pressione efficace del giocatore della Juniores, poi Scrozzo, c'aveva la giocata in profondità per De Luca, ancora Scrozzo, c'è De Luca in aria, sta nella rete, De Luca vuole questo gol. La palla giusta ancora non gli è arrivata per farlo, ma lo meriterebbe, per quanto si è sbattuto. Tanto D'Amico si perde, Ciacio che avanza con personalità, Miri non chiude prima, chiude dopo, e poi fuori gioco. Fischiato da De Luca, il guardalinea ha alzato la bandierina,
È una terna arbitrale imbarazzante. Il guardalinee alza la bandierina e il direttore di gara lo ignora. Sembra un livello amatoriale. E finalmente arriva il triplice fischio al 94esimo. Il Partinico Audace vince 2-0 sul campo della Giardinellese. Sono bastati il gol di Viscuso e quello di Scardina per chiudere il primo derby storico tra Giardinellese e Partinico Audace in questo impianto sportivo. Grazie a tutti per averci seguito in questa sfida e allora vi invitiamo a rimanere connessi sui canali di Sportisi e soprattutto seguirci settimana prossima perché il Partinico Audace sarà impegnato sul proprio campo contro la Parma Oval. Alla prossima.